Siamo nella parte alta di Parco Giardino Sigurtà, vicino ai giardini acquatici, e in questa stagione meravigliosi sono sbocciati i nostri fiori di loto. Il fiore di loto è simile alla ninfea, la sua foglia infatti si sviluppa sulla superficie dell'acqua, ma poi la foglia cresce, sale, si apre quasi ad ombrello e tra queste foglie cerate fanno capolino splendidi fiori molto più grandi e di un profumo delicato. Caratterizza proprio l'estate, il fiore di loto dura pochissimo, infatti se poi vi guardate un po' attorno, alcuni fiori sono già passati e rimane il pistillo molto particolare. La particolarità non è solo del fiore ma anche proprio della foglia. La foglia è una foglia magica, è una foglia impermeabile e dopo vi racconterò perché. Il fiore di loto è ricordato ed è consacrato in moltissime religioni, l'induismo, il buddismo. Si racconta che il piccolo Buddha ovunque passasse facesse nascere fiori di loto e quindi è davvero molto molto importante. Anzi, nel buddismo e nell'induismo il fiore di loto la posizione del loto è classica del Buddha, a gambe incrociato con le mani sulle ginocchia. Questa caratteristica di spiritualità è proprio simbolo della fattezza del fiore, perché il fiore nasce dalla melma, si sviluppa dal buio, ma poi esce, sale ed è sempre splendido e pulito, perché queste foglie sono idrorepellenti e poi ve lo farò vedere e scoprire. Le foglie del fiore di loto sono idrorepellenti. La loro composizione è di microsfere cerate che separano la superficie della foglia dall'acqua che rimane a goccia, come se fosse mercurio. Quando l'acqua scivola via, la foglia è completamente asciutta. È un sistema di difesa per la pianta che, essendo concava, rischierebbe di marcire se l'acqua rimanesse, diciamo, nella conca proprio della foglia stessa. In questo spazio del parco sono stati messi degli spruzzini in modo che voi possiate sperimentare, che possano sperimentare i vostri bambini e possiate capire la magia di queste foglie davvero molto particolari. Attenzione! Il fiore di loto dura pochissimo, dura qualche giorno e poi perde i suoi grandi e particolari petali, lasciando in evidenza il pistillo che da giallo diventa grande e mano a mano che è verde, scusate, e grande, mano a mano che secca diventa anche grande, sembra quasi un doccione, vedete. All'interno del pistillo sono contenute delle capsule che a loro volta contengono dei semi che sono edibili, si possono mangiare. Proprio da questi semi è nata la leggenda che il fiore di loto sia una pianta narcotica. In realtà non è vero, ma Ulisse, nel nono libro dell'Odissea, racconta di questi mangiatori di fiori di loto, i lotofagi, che attirarono la ciurma di Ulisse ormai stanca dai viaggi e diedero a loro da mangiare i semi di fiori di loto, e creando una sorta di smarrimento e di perdita della memoria. In realtà questa ciurma di Ulisse voleva proprio starsene in quest'isola meravigliosa che si dice fosse Corfù, e questa proprietà narcotica non è proprio del seme di fiori di loto che si può tranquillamente mangiare. All'interno del parco sono due i punti dedicati ai fiori di loto. Questa fioritura è precoce perché cominciano già a fiorire e sono cominciati a fiorire già quasi dalla fine di maggio, e poi un altro piccolo stagno vicino al labirinto dove ci sono le qualità più particolari. Il fiore
di loto, a differenza della ninfea, si alza dalla superficie dell'acqua più di 1 metro ed è una pianta infestante, quindi se lasciata crescere tende a coprire tutta la superficie dell'acqua soffocando quello che c'è sotto. Ecco perché è sempre contenuto e anche nel nostro caso abbiamo delle vasche dedicate a questo fiore meraviglioso. Non perdetevelo!